Consegnati dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL 2 all'ISIS Cerletti di Conegliano i primi 134 kit contenenti il test salivare molecolare. Entra nel vivo, con l'inizio dell'attività scolastica, il piano di monitoraggio per la circolazione del Covid negli istituti scolastici. Le scuole Sentinella nella Marca, oltre a Cerletti, comprendono una seconda scuola superiore a Treviso, l'Istituto Giorgio Fermi e alcune scuole primarie e secondarie di primo grado, il Grava e il Cima di Conegliano. Al Cerletti il kit è stato consegnato tra i convittori e semiconvittori che hanno già aderito all'iniziativa, etichettato con i dati anagrafici. Vi faccio vedere uno dei kit che ci sono stati consegnati. Come vedete è una piccola provetta, all'interno un cilindretto di cotone. I ragazzi semplicemente estrarranno questo cilindretto, lo impregnano di saliva e lo rimettono al loro posto. Tutto qua. E poi noi li prendiamo in custodia e li consegniamo agli addetti del Dipartimento di Prevenzione. Il personale del servizio di prevenzione provvederà al ritiro del box, che sarà consegnato al laboratorio di microbiologia, che entro 24 ore comunicherà il referto. Lo scorso anno l'attività di monitoraggio del convitto ha permesso di evitare focolai. Finora il Cerletti ha acquisito oltre un centinaio di consensi informati. Adesso a noi spetta la campagna di sensibilizzazione, di informazione, di raccolta dei consensi informati per tutto il resto della popolazione scolastica, che per il Cerletti è di circa 1400 alunni. In regione saranno più di 11.000 gli studenti che saranno testati ogni 15 giorni, distribuiti in 72 istituti sparsi in 7 province e individuati dall'ufficio scolastico regionale dopo un confronto con i dirigenti scolastici. Più è numerosa la partecipazione, più avrà efficacia questo monitoraggio, per cui invito davvero tutte le famiglie e i ragazzi a partecipare, a dare il loro consenso informato. Se veramente il nostro obiettivo è quello di rimanere in presenza e continuare a rimanere a scuola per recuperare apprendimenti e socialità, questa è la strada.